Presidente, il danno lei per esempio importa dalla Cina, no? Per cui... Poi io come imprenditore sono un importatore dalla Cina, insomma siamo leader nell'importazione di bombole per il formato beverage. E effettivamente ha ragione Falcone, questa situazione è una situazione che può prendere un taglio drammatico e non vi si dà il giusto peso, perché questa cosa può comportare la ridefinizione delle rotte commerciali e potrebbe essere una situazione veramente drammatica per i nostri porti. Allora, anzitutto di lì passa il 15% del traffico container mondiale e purtroppo da Suez, sostanzialmente dal 1869, ci passa quasi il 90% dell'import-export italiano. I nostri porti hanno già delle grandi difficoltà perché per esempio Trieste non ha un retroporto, Venezia ha le difficoltà legate al Mose, legate al dragaggio dei canali, Genova ha tutta una situazione logistica difficoltosa, quindi presentano già delle difficoltà. Allungando questa rotta di 6.000 chilometri, sostanzialmente si favoriscono i porti del nord Europa, Anversa e Rotterdam, porti di grandissima efficienza. Tant'è vero che pensi direttore, che Rotterdam ha 110 km di banchina, che sono il tratto che sta tra il porto di Venezia e il porto di Trieste. Quindi si immagini il livello di efficienza. Ci sono delle merci, tra l'altro, che non possono neanche più essere esportate dall'Italia senza passare per Suez. Penso ai deperibili, le mozzarelle, la rucola, che fare 15 giorni di navigazione in più sostanzialmente rende questa situazione difficile. Ecco, l'Italia ha aderito insomma a questa con delle navi militari all'operazione per cercare di ridare stabilità in quella zona, che è un dato fondamentale per l'economia italiana. Diciamo, a tutte le varie questioni incredibili che si sono frapposte tra l'operatività degli imprenditori e la geopolitica, oggi aggiungiamo anche i ribelli yemeniti, diciamo filo iraniani. Ci mancava solo quello. Allora, sentiamo